Un bimbo di appena 3 anni è morto stamattina nella sua casa a Valle di Cadore. Le cause sono ancora da accertare. Una tragedia pazzesca, dice commossa la sindaca di Valle Marianna Hofer, che ha appreso la notizia da una dipendente comunale. Il suono prolungato della sirena dell'ambulanza dell'ospedale di Pieve di Cadore alle 8 di questa mattina verso la casa dove il piccolo viveva con la mamma e mezz'ora dopo l'arrivo dell'elicottero di Treviso Emergenza ha fatto subito presagire il dramma. Secondo quanto riferisce la sindaca, il bambino da ieri lamentava dolori di pancia. Se ne erano accorte le suore dell'asilo dove Marco Dell'Ongo era arrivato per la prima volta e forse questa concomitanza potrebbe avere sviato l'attenzione. Il malessere sarebbe proseguito per tutto il giorno, ma non al punto da allarmare la mamma. La situazione invece sarebbe precipitata all'improvviso stamattina. La madre ha chiamato la centrale operativa del 118 di Pieve di Cadore e l'intervento dell'ambulanza è stato tempestivo. Vani i tentativi dell'anestesista che ha cercato senza riuscirvi di rianimare il piccolo. Subito sono stati informati i carabinieri che hanno raccolto la testimonianza della mamma e informato la procura di Belluno. Il corpicino del piccolo Marco è stato trasferito all'ospedale di Belluno per l'esame autoptico disposto dalla magistratura, che ha aperto un fascicolo al momento per atti relativi. Gli accertamenti dell'anatomopatologo stabiliranno le cause del decesso. Sembra che da oltre un anno il piccolo Marco era seguito per questi improvvisi mal di pancia, di cui non si riuscivano a trovare le cause. Dolore, sgomento e incredulità a Valle di Cadore, dove la famiglia del bambino è conosciuta. Lo vedevo spesso a passeggio col nonno, dice Marianna Hofer, che ci ha riferito lo shock dell'intera comunità.